Sono arrivate le scuse di Lucas Leiva. Il giorno dopo il match di Coppa Italia che lo ha visto perdere le staffe per un fallo inesistente fischiato dall'arbitro Massa, il brasiliano su Instagram ha fatto mea culpa. Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio. Il rosso per proteste, dettato da una parola di troppo nei confronti del direttore di gara, lo ha ferito profondamente. Lui però lancia l'hashtag non era mai fallo. Rimarca così l'errore di Massa, ma in sostanza Lucas Leiva ha chiesto scusa alla squadra e ai tifosi per aver lasciato la Lazio contro il Napoli in 10. La Juventus ha fornito qualche informazione sulle condizioni di salute di Danilo, infortunatosi durante il match di Coppa Italia contro la Roma, che si è concluso 3-1 in favore dei bianconeri. Nella nota diffusa sul sito ufficiale della società si legge che il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J-Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero. Visto l'infortunio di De Sciglio, Sarri potrà contare solo su Cuadrado e Alexandro. Per giunta il primo reduce da un'influenza e il secondo alle prese con qualche lieve noia muscolare. Ballano ancora 5 milioni tra Inter e Tottenham per chiudere la trattativa su Eriksen. Il club nerazzurro offre 15 milioni, gli Spurs ne vogliono 20. Ecco quindi che a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale Beppe Marotta potrebbe provare l'assalto decisivo sul centrocampista danese. La sensazione è che l'amministratore delegato del club milanese proverà a lavorare sui bonus, magari alzandoli di 1-2 milioni, nella speranza che questo passo in avanti sia accolto positivamente dal numero 1 degli inglesi, Daniel Levy. Se l'affare si dovesse chiudere nelle prossime ore, Eriksen potrebbe essere in tribuna per la sfida di campionato contro il Cagliari e magari già a disposizione nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. La Formula 1 si sta mobilitando per aiutare l'Australia. Il paese, in ginocchio dopo i devastanti incendi, sarà sede del primo GP del 2020, in programma il prossimo 15 marzo a Melbourne. Il Circus ha deciso di lanciare un'asta benefica in cui verranno messi in vendita sia oggetti appartenenti ai piloti, sia vere e proprie esperienze, come incontri con Lewis Hamilton, un giro in una safety car o un tour della fabbrica di McLaren e Renault. I proventi andranno a 4 organizzazioni no profit: Croce Rossa Australia, County Fire Authority Victoria, Fondazione per il rinnovamento rurale e regionale e il Fondo australiano per il recupero della fauna selvatica e della natura del WWF.